tra pensionamenti e cessazioni di altro tipo non si è mai dato uno scambio al turnover. Le persone andavano via e non venivano sostituite con numeri reali. L'amministrazione in tutti questi anni e anche recentemente ha continuato a dare dei dati drogati, inflazionati, perché mandavano magari in anagrafe, facciamo un esempio, persone a un anno dal pensionamento. Servono più assunzioni, per questo il personale degli uffici anagrafe e Stato civile è tornato a scioperare con RSU e sindacati CGIL, CISL, UIL e CSA, questa mattina in via Palazzo a Mestre. Negli ultimi anni ci sono stati molti pensionamenti, quasi mai reintegrati da nuovo personale. Questa è una carenza organica che sta diventando strutturale, che deve essere in qualche modo colmata. I tempi sono lunghi nella prestazione ai cittadini perché mancano lavoratori che vengono assunti in altri settori, non in questo settore, non ci sono potenziamenti da molto tempo, il personale è sceso da più del 20% in questi anni. Noi siamo stati anche in prefettura, il personale nei mesi scorsi ha fatto anche gesti simbolici come quello di scrivere alla prefettura proprio per restituire le deleghe rispetto all'attività di anagrafe e stato civile, e quindi quello che noi abbiamo chiesto in tutte queste settimane al Comune è definito un piano straordinario di assunzioni per potenziare questi servizi che sono essenziali ai cittadini, perché parliamo di matrimoni, decessi, documenti di identità. Si è passati, dicono i sindacati, dai 120 addetti del 2015 ai 104 del 2022 e secondo l'RSU il motivo alla base di questa mancanza di personale è uno. Hanno esaurito la pianta organica, perché noi siamo legati a una pianta organica e una volta che riempi la pianta organica di personale adibito ad altri settori, naturalmente non puoi più adibirlo come amministrativo. Continuano a fare concorsi per la polizia municipale, dopo vediamo quali sono i risvolti di Via Piave, quindi non abbiamo riscontri, la pianta organica è esaurita e quindi non si possono più assumere impiegati per erogare i servizi ai cittadini.